Ormai continua la sequela, il terzo avvocato di fila, ma lui, oltre ad essere avvocato, è un giurista, è un docente ed è anche presidente di Storia Limes e Club Pordenone, Udine e Venezia. Io saluto l'amico Guglielmo Cevolin, ben ritrovato, grazie Buonasera. professore, grazie per essere in nostra compagnia. Parliamo di alleanza. Allora, che cosa cambia per noi nel contesto così internazionale relativamente proprio a queste intese, larghe intese tra Australia, Regno Unito e gli Stati Uniti? Un argomento complesso, giustamente per affrontarlo non potevo non invitarla, ecco. Ecco, diciamo che sono importanti le ripercussioni per noi, perché diciamo in primo luogo non è una nuova alleanza, qualcuno ha parlato di nuova NATO del Pacifico, come per dire che la NATO viene messa in secondo ordine. La NATO è un'organizzazione strutturata, organizzata e così via, e quindi molto probabilmente subirà, tra virgolette, un declino, ma non è una novità l'alleanza tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti, perché questi tre soggetti facevano parte sia di Echelon negli anni 2000, sia poi successivamente nella nuova denominazione che è stata data loro, cioè i Five Eyes, che però comprendevano anche Canada e Nuova Zelanda. E quindi il fatto che questi tre soggetti si siano diciamo compattati soprattutto rivela più che altro un nuovo scenario di crisi, che è quello del Mar Cinese, quindi dell'Indo-Pacifico, e quindi da qui un po' il declino dell'importanza dell'Europa e addirittura dell'Asia, come abbiamo visto con la fuga dall'Afghanistan, diciamo, e l'emergere delle problematiche dei rapporti con la Cina, che passa attraverso poi questa fornitura di sottomarini che erano attribuiti prima alla Francia col Naval Group, addirittura che si fa risalire questo soggetto a Richelieu praticamente, però qui la fornitura sembra scippata e fornita dagli Stati Uniti, che forniscono però dei sottomarini nucleari. Perché? Perché i sottomarini nucleari sono utili prima di tutto in quella zona per svolgere attività di spionaggio, sono sicuramente autosufficienti per tantissimo tempo, possono andare a profondità molto più profonde, quindi a proteggere i cavi di internet transoceanici, e quindi come vedete ci sono tanti retroaspetti strategici, tattici e anche relativi all'intelligence. Ripeto, l'alleanza è già strutturata tra questi tre soggetti in termini di intelligence, c'erano i Five Eyes, adesso con questa fornitura diciamo, sottomarini nucleari, ma anche di altre armi moderne, si cerca di dotare l'Australia di capacità maggiori proprio in funzione di contenimento della Cina. La Cina ha reagito rialzando le proprie speranze di riuscire a entrare nel TTP, nel Trattato Transpacifico, nel quale gli Stati Uniti, che l'avevano un po' pensato proprio in funzione anticinese, con Trump si sono ritirati da questo trattato e la Cina subito si era proposta, e adesso di nuovo la Cina torna a proporsi come soggetto più dialogante rispetto agli Stati Uniti, e per beneficiare quindi di scambi commerciali, ecco. Quindi vediamo che sullo sfondo c'è anche una guerra commerciale. Certo, per noi, Italia in particolare, c'è da un lato una perdita come subfornitori della Francia per i sottomarini nucleari, siccome erano sottomarini non nucleari, qualcosa si fa a Monfalcone, cioè dei cilindri dei sottomarini non nucleari si fanno a Monfalcone, quindi non vorrei che ci fosse una perdita della Fincantieri? Sì, i cilindri per comporre un sottomarino si uniscono diversi cilindri, e questi cilindri altamente tecnologici sono fatti a Monfalcone, e ne abbiamo parlato con l'ammiraglio Rao,
quando è venuto a Pordenone e quindi e Michelin, anche l'ammiraglio Michelin, che ci hanno spiegato questi aspetti. Quindi c'è una perdita probabilmente economica, per la Francia sono 56 miliardi in meno, per noi ovviamente siamo subfornitori, sarà qualcosa di meno di 56 miliardi di sicuro. Comunque non bricioline sicuramente. Ecco, non bricioline e diciamo, concludiamo così, comunque sullo scenario strategico faremo venerdì prossimo, venerdì 24 settembre, ad Aviano, quindi in collaborazione con l'amministrazione comunale, nella sala consigliare, come Istoria, il sottoscritto insieme a Lauro Nicodemo, tra l'altro i due della trasmissione La Geopolitica, sì, diciamo, di questo canale, e faremo una conferenza proprio sull'amicizia italo-americana ed è la prima iniziativa che facciamo proprio ad Aviano con l'amministrazione comunale, con la richiesta che abbiamo di partecipazione anche degli altri ufficiali della base. Bene, sicuramente seguiremo anche questo appuntamento. Grazie a Guglielmo Cevolin, presidente di Storia Limes Club Pordenone, Udine. Grazie a voi.